Potrebbe essere il nostro petrolio, la nostra fonte essenziale di sostentamento, di energia e lavoro. Il Veneto è ricco di bellezze ambientali, monumentali e naturali. Fra i 46 siti italiani inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO ne conta ben 5. Venezia e la sua laguna, la città di Verona e di Vicenza, le ville del Palladio e da qualche anno anche le Dolomiti bellunesi. Ma ce ne sono a decine come minimo pronti a diventare siti protetti. E per questo è sorto il Comitato UNESCO Veneto per promuovere tali eccellenze. Comitato promotore che vede la Regione al suo fianco per valorizzare quello che è un patrimonio che non è solo architettonico e culturale ma è anche ambientale. Quindi ci saranno le varie deleghe da parte degli assessori competenti per la cultura, l'architettura e anche l'ambiente. L'ossatura del comitato, la cui nascita è stata ratificata a Palazzo Balbi, sede veneziana della Giunta regionale del Veneto, è composto da personalità di cultura, istruzione ed economia. Hanno già aderito il rettore dell'Università di Padova, il professor Zaccaria, ha aderito la professoressa Stefania Pesavento, docente universitaria in archeologia, e altri personaggi, anche ha aderito all'idea il direttore di Rai 3. Che è importante come informazione, organismo regionale di informazione che ci dà, ma lo chiediamo a tutti perché tutti siamo importanti e siete importanti per far nascere bene questa idea. Il comitato non è altro che un primo passo per ottenere il riconoscimento mondiale dei vari siti. Attiverà poi quella che sarà la vera e propria Commissione Veneto UNESCO. Il patrimonio del Veneto è molto molto importante e significativo, riguarda oltretutto la parte più importante dell'Italia culturale che nasce proprio al nord con la Repubblica di Venezia, ma abbiamo anche siti importanti di tipo ambientale, quindi abbiamo i fiumi, abbiamo l'ambiente, i vari delta del Po e di altre località, inoltre abbiamo il Giotto, abbiamo importanti siti che fino ad oggi non sono stati valorizzati. Per valorizzare i vari siti il comitato si concentrerà dunque su un principale obiettivo. Quello della raccolta di fondi attraverso l'abbinamento arte-eccellenze per dare una mano alla pubblica amministrazione che di soldi ne ha sempre di meno. E siccome i beni culturali noi li consideriamo l'oro d'Italia, va salvaguardato e quindi bisogna che tutti si mettano un po' la mano in tasca, in questo caso fatta a fin di bene, non per pagare solo le tasse, per dare una mano appunto a salvaguardare questi beni che non sono replicabili e quindi vanno salvaguardati. Un conto è far riconoscere un'intera città, come è accaduto con Venezia o Verona, altro invece è il percorso per la certificazione di siti culturali o ambientali quali il Teatro Olimpico o il Delta del Po. L'UNESCO può essere utile proprio a proteggere gli ambienti dalla devastazione. Come esempio veniva citata Porto Marghera, che sarebbe stata pensata in modo diverso sotto la tutela UNESCO. Chiaramente l'UNESCO non è solo un riconoscimento, ma è anche una proposta di mettere nuovamente la cultura nella sua centralità assieme alle istituzioni e ai personaggi che hanno deciso di aderire a questa proposta, dove c'è il grande mondo imprenditoriale, il mondo economico e quello culturale. Quindi per il Veneto nasce una nuova strada, una nuova opportunità che dovrebbe portarlo nuovamente alla ribalta o comunque confermare la sua eccellenza nel mondo. È un lancio per un lungo lavoro questo. È un lavoro che sicuramente parte, ma che avrà bisogno appunto di massima collaborazione di tutte le parti della società che vogliono appunto contribuire a questo, quindi dal mondo dell'imprenditoria, dal mondo della cultura, dal mondo appunto del territorio, e sarà questo il lavoro per unire tutte le forze per garantire il risultato massimo per il nostro Veneto.